tratta di un impianto molto complesso realizzato dal gruppo IREN, in particolare da Mediterranea delle Acque. L'impianto ha richiesto opere accessorie di notevole importanza, quali l'innalzamento del ponte dell'Aurelia, la ricostruzione della scogliera. L'impianto ha una potenzialità di 35.000 abitanti equivalenti, è un impianto di ultima generazione basato sulla tecnologia delle membrane, ovvero un'ultrafiltrazione con filtrazione che consente di avere un effluente di qualità altissima, soprattutto per i solidi sospesi, ampiamente dentro i limiti di legge. L'impianto ha richiesto anche una costruzione molto complessa, trattandosi di un impianto che si sviluppa completamente in galleria, a impatto visivo zero. Con l'inaugurazione del depuratore di Recco si chiude, un percorso che ha visto la città metropolitana impegnata in questo ultimo ciclo amministrativo ad avviare intanto quello che sarà e partirà come impianto di Rapallo, poi c'è stata la definizione dell'impianto comprensoriale del Tiguglio, ci sono stati gli investimenti per andare avanti con il dare risposta al depuratore, quello di Genova, quello di Cornigliano, e pertanto quello che vedremo qua con l'inaugurazione di questo impianto è l'impegno per la messa in sicurezza della qualità dell'acqua e dare una risposta finalmente al territorio. Quando gli enti pubblici, la Regione, la Città Metropolitana, i 6 comuni del Golfo Paradiso, il gestore IREN, tutti insieme lavorano puntando a quelli che sono gli obiettivi principali, si ottengono dei grandi risultati. Questa è una dimostrazione di come si può lavorare tanto e bene sul dato amministrativo. Indubbiamente la realizzazione di questo impianto consente a tutto il Golfo Paradiso di presentarsi a posto rispetto alla balneazione, rispetto soprattutto anche alla tutela del suo ambiente e della sua natura. È un progetto molto importante perché si è ragionato in termini comprensoriali e per questo bisogna ringraziare il Comune di Recco che ha ospitato il depuratore. È una risposta importante in termini ambientali, in fatto di qualità delle acque, e una risposta anche in termini turistici perché migliorando la qualità delle acque non possiamo che implementare il nostro turismo balneare.